Di cose da dire ce ne sono. Di cose da dire ce ne sono. Un bel po'. Allora, vado via da Napoli. Questo titolo, diciamo, non è clickbait perché è la pura verità. Ed io già avevo in mente di fare questa cosa molto e molto tempo fa. E me ne pento solo perché non l'ho fatto prima, ma l'ho fatto adesso che ho 30 anni e un figlio. Perché prendere questa scelta dopo che io ci sono stato 30 anni a Napoli, principalmente a Giugliano, quindi perché io ho abitato a Giugliano principalmente, non a Napoli centro. Io sono nato e cresciuto nel caos, sono nato e cresciuto nel Hindu Burdel e questo mi ha permesso di capire come si vive in posti comunque caotici, posti che non ti permettono di vivere tranquillamente, sia nella tua abitazione e sia per strada, perché poi io abitando a Giugliano ho vissuto al 100% quello che è il caos, traffico, confusione più totale. E grazie a questo che ho vissuto, finalmente ho potuto capire l'importanza di stare in un posto tranquillo, ma non solo per me, ma anche per mio figlio che effettivamente ha quasi 2 anni, sta crescendo e dovrà trovare il suo ambiente prima o poi. E questo è il punto più cruciale, più importante. Andare via da Napoli, perché? Perché Napoli è bella, tutti lo sappiamo, o meglio, tutti quanti dicono che Napoli è bella, tutti quanti sottolineano i lati positivi di Napoli, o mare, o sole, si mangia buono e tutto il resto appresso che già conoscete, però poche persone evidenziano i lati negativi. Io però voglio soffermarmi su Giugliano, dove sono cresciuto io principalmente. Io sono vissuto a Giugliano e posso dirvi che non è bello, non è bello per niente, anche avendo una città che è veramente molto bella. Giuliano è molto molto bella, però come si dice a Napoli, o presepe è bella, ma sui pasturca non tanto so buona. E in effetti è così. Tanta criminalità, tanta inciviltà, tanto caos, traffico a non morire, regole inesistenti, quindi non esistono regole a Giugliano. E ripeto, vi parlo di Giugliano perché io lì sono cresciuto e lì ho vissuto fino a poco tempo fa. E l'assenza di tutte queste cose che per me sono importanti e che ho capito poi dopo un bel po' di tempo e con l'arrivo di Raffaele ancora di più, mi ha permesso di prendere una scelta, evadere, andare via. Se io non posso cambiare la città in cui vivo, non posso arrabbiarmi ogni volta che vedo un'inciviltà, non posso arrabbiarmi ogni volta che ogni giorno, ogni sabato sera c'è una rissa, accoltellamento, sparatoria, rapina, furto. Se io tutto questo non lo posso cambiare e se voglio evitare di avere palpitazioni quando mio figlio uscirà un giorno, il sabato sera, semplicemente per farsi un giro, quello che ho fatto è cambiare già da adesso radicalmente quella che è la mia vita e la vita di mio figlio, cercando di assicurargli più o meno un futuro sereno, un futuro dove magari lui potrà crescere conoscendo le regole e rispettando soprattutto gli altri, rispettando soprattutto chi si trova davanti sul suo percorso. Ed ecco qua, e io mi ci trovo qui, adesso come vedete, è la mia nuova casa e qui ho il gattino. Questo è quello che io ho sempre desiderato, stare in mezzo alla natura e alla tranquillità. E io penso che un qualcosa del genere sicuramente può essere apprezzato se ti rendi conto delle cose essenziali della vita, delle cose più importanti. Questo gattino c'ha la zampetta rotta, che cazzo è? Mi dispiace. Adesso sicuramente ci saranno persone che diranno vabbè, ma la criminalità esiste ovunque e le cose negative ci sono ovunque, ma chi dice queste cose è perché vuole nascondere i reali problemi e vuole semplicemente illudersi che dappertutto è così, quando invece non è vero. E non è vero perché ho avuto modo di vedere questa cosa. Io ho vissuto per 30 anni a Giugliano e conosco le facce delle persone, conosco il modo di fare delle persone, conosco l'inciviltà delle persone. Non tutti, ci sono persone per bene, questo mi sembra sottinteso, ma la maggioranza purtroppo non lo è, non è civile, non sa vivere, non sa rispettare il prossimo. Vivendo dove sono adesso, che alla fine del video poi vi dirò dove sono, ho avuto modo di capire e di conoscere un altro lato delle persone, un lato che non mi è stato permesso di conoscere perché vivendo nel totale casino
dove le persone corrono e dove non si ha rispetto delle regole e delle persone, e dove ogni quarto d'ora c'è sta una rapina o un accoltellamento o una rissa, non ho avuto modo di vedere, di conoscere che c'è altro, che ci sono modi di vivere, ci sono persone che rispettano le regole e soprattutto sanno campa. Ok? E ovviamente i lati negativi esistono un po' ovunque, perché anche in questo posto dove mi trovo adesso ci sono i lati negativi. Ci sono i lati negativi, ci sono persone che magari sono incivili, c'è stata criminalità pure qua sicuramente. Io non lo metto in dubbio. Ma facendo un confronto, allora lì ti accorgi che magari uno è aiuto a migliorare. Ovviamente per me, perché magari c'è pure chi mi dice io mi trovo troppo bella, sto buona a Giuliano, oppure sto bene dove sto, non ho bisogno di cambiare. E quindi basta, uno si accontenta e io non mi accontento, soprattutto perché amo tutto questo, amo svegliarmi la mattina e non sentire nelle mie orecchie 18 volte al giorno il suono dell'ambulanza che ti fa tremare la casa. Amo svegliarmi la mattina e non sentire persone che urlano strani versi dal nulla così, solo per fare rumore e quindi magari svegliando mio figlio dal sonno. Amo questo, amo la tranquillità, perché non mi piace che io quando devo uscire per andare a fare un servizio esco dal mio palazzo e già c'è traffico e io 20 minuti li passo solo nel traffico. La risorsa più importante che abbiamo è il tempo. Se questo tempo non lo sfruttiamo come meglio crediamo e quindi effettivamente ci ritroviamo a perderlo in due traffica, io non ci sto. Poi ognuno è libero di vivere e di fare come meglio crede, in un modo più assoluto. Ma io no, io non sono il tipo, non mi piace, non mi piace. E voi sapete che io sono Carolina, io vivo in mezzo al casino quando vado a fare spettacoli e quant'altro, quindi a me non mancherà mai modo di fare casino e di stare in mezzo alla gente. Però nella mia intimità e la mia casa la voglio in mezzo alla natura e nella totale serenità e tranquillità. Quello che purtroppo nei paesini, nel centro, a Napoli, non può trovare. È inesistente questa cosa. Lo so, non è per tutti e non va niente. Vi faccio vedere solo il viale, questa è l'entrata, poi farò comunque un video dove vi racconterò un po', vi farò vedere un po' la casa. Questa è l'entrata, c'è il cancello e lì di fronte c'è casa mia, ok? Poi vi farò vedere tutto quanto nei minimi dettagli in un altro video. Se volete il home tour me lo fate sapere qui sotto nei commenti. Rispondiamo alle domande che sicuramente mi faranno, anche domande tra virgolette inutili. Ma non farei più Carolina? Allora, no, non già zecco, farò sempre Carolina, è il mio lavoro, è la mia vita. Amo fare quello che faccio e non l'abbandonerò mai. Ma non farei più spettacoli visto che sei andato via da Napoli? Ancora non vi ho detto dove sono, tra poco ve lo dico, ma continuerò a fare spettacoli, sempre, per tutta la mia vita, perché amo fare spettacoli. E la domanda più gettonata, ovviamente, è questa. A dove cazzo se ne sei giuto? A dove sei giuto, Carmenì? Dove te ne sei andato ad abitare? Io ho detto me ne sono andato da Napoli perché è la verità. Io non abito più a Napoli. Ovviamente qualcuno di voi starà immaginando a chi se ne è giuto. Un ordo se ne è giuto a Firenze, se ne è giuto a Bologna o a Milano. No, non me ne sono giuto né a Bologna né a Milano. E non me ne sono andato nemmeno all'estero. Sto vicino a voi, sempre. Però il posto è cambiato, la città è cagnata. E sono ad Avellino, precisamente a Mercogliano. E già immagino e vedo, davanti a me, i commenti delle persone. Wow, tutto il bordello Avellino si chiude. Non è che dice, wow, che cambiamenti hai fatto. Venite a fare un giro. E io ci faccio caso che quando porto la macchina, quando guido, e sto girando, sto in una rotonda, le macchine che stanno venendo per immettersi nella rotonda si fermano, si inchiodano a terra per farmi passare, perché sanno che chi sta nella rotonda ha una precedenza. Fate una cosa del genere a Giuliano. L'ho fatto ieri, l'altro ieri, che sono andato a Giuliano a fare uno spettacolo. Io stavo per immettermi nella rotonda, c'era una macchina che già stava nella rotonda, la persona mezza rotonda si è fermata per mi far passare a me. Il mondo sottosopra, le persone non sanno né guidare e manco in regola, cioè non sanno che magari essa teneva la precedenza e io no. Quindi si è fermata mezza rotonda per mi far passare a me. E questo non è, cioè, è chiappato a kill, no, vai giù. C'è molto degrado che è mentale, un degrado che è una povertà di cultura, una povertà di conoscenza, una povertà proprio di saper vivere e soprattutto saper vivere rispettando gli altri. E non c'è sta questo. Appunto perciò vi parlo principalmente
del fattore quando uno esce, si va a fare camminata, un traffico c'è sta, un caos, motorini che sfrecciano e corrono all'impazzata a 3-4 dell'ora, un coppo motorino come se niente fosse, urlando come animali, perché io non credo che un essere umano normale passa in coppa a un motorino e ti fa versi in una cosa disumana, cioè per farvi capire. Allora io di tutto questo, io tengo un schifo. Cioè, io sto schifato da tutto ciò. Lo so, tanti di voi sono abituati a questo. Voi siete abituati a scendere da casa e avere tutto questo. A me mi sta stretto. Io non ce la faccio. Cioè io non riesco a vivere in mezzo a persone che non rispettano le regole e non danno considerazione degli altri. Io quando esco per strada rispetto tutti e voglio che questo rispetto l'aggia ricevere. E se vivo in una città, in un paese dove questo rispetto, dove il rispetto verso me stesso e le regole non c'è, io non ce la faccio a vivere. E quindi le motivazioni principali sono proprio queste. La serenità, la tranquillità di vivere in un posto dove, ad esempio, qui vedete, non si sente una mosca volare, e dove puoi avere a che fare con persone che sanno campare, perché io questo chiedo. Non faccio di tutta l'erba un fascio, perché dove sono nato io ci sono tante persone, brave persone che appunto sono come me, magari che rispettano le regole e si incazzano, si vedono tanta inciviltà, tanta criminalità. E ce ne sono assai. E mi dispiace per queste persone che magari sono lì e devono restare lì perché sono legate al proprio lavoro e quindi devono restare lì. Fortunatamente ringrazio Dio che io ho la possibilità di spostarmi e di andare ad abitare qua ad Avellino, che è un'ora di macchina da Giuliano, pure se devo andare a trovare mia mamma in un'oretta di macchina a me non mi fa niente, però posso lavorare da casa e questa è la cosa più importante, è la cosa che mi permette di poter scegliere cosa devo fare della mia vita e dove vivere soprattutto. Detto questo, voi non lo sentite, ma c'è sta Raffaele che sta luccando come un pazzo e mo entro dentro. Volevo solo condividere con voi questa cosa che è importantissima, perché poi questa cosa cambierà pure il modo di fare video di Carolina, nel senso, vedete, faccio una cosa, stando qui, avendo questo giardinetto di qua, di qua, di qua, avrò modo di inventarmi un bel po' di video, ok? Quindi continuerò sempre a fare video, però magari, ecco qua, tengono pochi spazi per fare qualche video abbastanza carino, una camminata in da Chilo Bosco, no? Ci divertiamo. Dopo sta capigliacchiere che avevo fatta, niente, che se volevo far sapere, vi volevo semplicemente dire questo grandissimo cambiamento che c'è stato nella mia vita, perché passare da una città dove sto caos, dove ci stanno burdelle esagerate, a Vallina, guarda, dice, mamma mia, che hai combinato, ma chi te l'ha fatta fa, no? Quindi, bega un guana. No, è un gatto, perché se era guana già me ne rifiuto. Niente, fatemi sapere quanti di voi abitano ad Avellino, facetemelo sapere perché io non escludo un incontro, un appuntamento, sbariamo, una gelata, una cosa, non vi preoccupate, io non escludo, facetemi sapere se siete ad Avellino, se abitate nei dintorni, io non vi ho detto la parte precisa dove abito, appunto perché io già sto tranquillo, quindi se no faccio fatto un budolo per senza lì. E niente, io e il gattino vi salutiamo, ce n'è un altro, gattino, ciao, saluta, ha salutato così, vi saluto pure io, miau, ciao.